Loris Giuriatti lo chiamavano Alpe Madre, un libro che vuole raccontare le tante storie di vita che hanno avuto come sfondo questo luogo eccezionale della nostra regione. Sì, è un libro che ha due vite, ha una vita storica, quindi racconta quello che è stato un periodo storico particolarmente attento e vivace del nostro territorio, quindi racconta la storia della Prima Guerra Mondiale e nel contempo una delle due storie, quindi una è ambientata nel passato, una nel presente. La storia del presente racconta le persone del territorio in micro storie che vanno ad analizzare le malghe, i posti del Grappa, tutti quei luoghi che di solito le persone passano via anche in maniera veloce. Invece qua trovano delle persone e la caratteristica di questo libro è che le persone sono le stesse che poi trovano in montagna con nomi e cognomi corretti, reali. Cosa l'ha spinta a scrivere questo romanzo? Perché è un romanzo. Sì, è un romanzo che parla del nostro territorio e mi ha spinto la voglia di riuscire a parlare e valorizzare questo territorio meraviglioso che rimane ancora poco noto. Quindi il voler raccontarlo a tutta Italia, perché Rizzoli mi dà la possibilità di raccontarlo a tutta Italia, permette di fare conoscere anche al di fuori della Regione Veneto questo meraviglioso territorio che abbiamo. Le persone protagoniste, microstorie, ma ce n'è una che più delle altre forse vuole mettere in evidenza, insomma. Ma sono tante storie meravigliose, parliamo dei Malgari, parliamo dell'Alpe Madre che non è il titolo del libro, ma Alpe Madre è il vecchio nome del Monte Grappa, ma c'è anche un rifugio con lo stesso nome e quindi la storia di un amico che mi ha insegnato tanto e che viveva e lavorava all'Alpe Madre che ora non lavora più là, la storia delle Bocchette, quindi della zona nord, quella più meno nota del Monte Grappa ma altrettanto meravigliosa. Ci sono tante piccole storie che meritano di essere lette. È un romanzo che dunque ha una trama, ha un epilogo, senza fare spoiler, ma Un romanzo che ha una trama particolare perché si chiude nella modernità, cioè una storia di 100 anni fa e tante piccole storie di oggi che vanno a convogliare in una storia comune che si chiude sul Sacrario del Monte Grappa con, senza rovinare il finale, una storia vera e una sorpresa. Se avrete voglia di leggerlo, alla fine vi farete una domanda: è vero? Vi do già la risposta: sì, è vero.